Fondo perduto fino al 75% per l'impiego di ricercatori nelle PMI del Veneto. È stato pubblicato il bando a valere sull'asse 1.1.1 impiego di ricercatori, un bando per sostenere i progetti di ricerca che prevedono l'impiego di ricercatori, intesi come dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici. I beneficiari di questa norma sono le PMI aventi un'unità operativa attiva in Veneto. L'agevolazione consiste in un fondo perduto determinato dalla tipologia di attività progettuale e dalla dimensione aziendale. Per la piccola impresa il contributo sarà del 70% in caso di ricerca industriale, del 45% in caso di sviluppo sperimentale, del 50% in caso di innovazione di processo, mentre per la media impresa sarà il 60% per la ricerca industriale, il 35% per lo sviluppo sperimentale e il 50% per l'innovazione di processo. Sono determinanti anche le soglie minime e massime di spesa in base alla tipologia di attività progettuale e si varia da un minimo di 20.000 euro fino a un massimo di spesa ammissibile per 350.000 euro. Gli interventi ammissibili devono essere coerenti con la RIS3 Veneto e devono essere individuati nell'ambito delle traiettorie di sviluppo Smart Agri-Food, Sustainable Living, Smart Manufacturing e Creative Industry per lo svolgimento di una delle tipologie progettuali, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo. Le spese ammissibili sono il nuovo personale di ricerca e sviluppo a tempo determinato o indeterminato, identificato come dottori di ricerca e laureati magistrali, quindi con la laurea quinquennale, con profili tecnico-scientifici, e costi relativi alla ricerca e sviluppo, cioè spese relative ai costi residui della ricerca e sviluppo che non siano per il personale, e questa voce può arrivare fino al 5% della voce A. Altre spese ammissibili sono le spese generali supplementari, cioè altri costi di esercizio, materiali e forniture derivanti direttamente dal progetto finanziato per un massimo del 15% rispetto alla lettera A. Sono ammesse le spese relative all'impiego di massimo 3 ricercatori con contratti che non siano inferiori ai 12 mesi nel caso di un singolo ricercatore o inferiori ai 6 mesi nel caso il ricercatore sia più di uno. Scadenze: la domanda dovrà essere presentata a partire dalle ore 15 del 21 giugno 2019 fino alle ore 17 del 6 agosto 2019. Il bando è a graduatoria, quindi occorre presentare un progetto che ottenga un alto punteggio per poter aspirare ad accedere a questo incentivo. Cumulabilità: le agevolazioni previste per questo bando sono cumulabili con il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo e quindi sommando entrambe le agevolazioni si può arrivare a un incentivo totale del 100%. Come possiamo aiutarti? Da molti anni ci occupiamo di POR Veneto e abbiamo anche esperienza con il nuovo gestore da VEPA e quindi siamo specializzati in questo tipo di bandi. Abbiamo una forte specializzazione anche nell'ambito del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo e quindi riusciamo a gestire contemporaneamente queste due norme. Proprio perché siamo specialisti in agevolazioni riusciamo a valutare la cumulabilità e la possibilità di affiancare più norme allo stesso intervento e quindi massimizzare quello che è il beneficio complessivo che si ottiene dal partecipare a questo tipo di bandi. Collaboriamo con organismi di ricerca e ricercatori, quindi nel caso ci sia la necessità di individuare una di queste due figure possiamo attivarci e mettere a disposizione appunto ricercatori e organismi di ricerca. Qui trovate i link alla scheda completa del testo del bando, alla scheda completa della RIS3 Veneto e in fondo i miei contatti. Sono Franco Rasotto e questa era IT Agevolazioni News.